Matteo Carnelos, primo clean sheet per te al Cernis Muzzane, 2 grandi parate, oggi insomma sei stato poco impegnato ma hai risposto bene quando chiamato in causa. Sì, sono contento perché settimana scorsa secondo me sul gol potevo fare di più e quindi volevo fare un clean sheet apposta per dare sicurezza e anche per trovare la vittoria, perché se non prendi gol è più facile vincere. Abbiamo dato tutto ma non si è riusciti a portare a casa la vittoria, non sempre si può, però si è stati squadra, abbiamo lottato e sicuramente nelle prossime partite la vittoria arriverà. Tu come stai? Rientri da un infortunio lungo, come stai? Bene, l'infortunio è stato un'operazione importante, sono stato fermo 6 mesi, era importante riprendere a giocare e man mano che passa il tempo sempre meglio, la spalla sta sempre meglio e quindi sono contento. Arriva la pausa natalizia, adesso bisogna lavorare per farsi trovare pronti il 7 gennaio, si sa che parte il girone di ritorno, un altro girone. Per forza, bisogna fare più punti possibili, non lasciare punti per indecisioni, piccoli errori, bisogna fare più punti possibili e guardare la classifica il meno possibile, guardare partita per partita, vincere il più possibile e più punti facciamo meglio è.